riusciamo a parlare anche così. Consegniamo la targa, grazie. Intanto vedi identificare i diti che si rinnova, tutta la sua bellezza, grazie al tenore romanzesimo. Stiamo in tema di canto a tenore, rifacciamo, non lo so come, mi sistema lo stesso, vedi? Ne hai 20.000 di microfoni, quindi non è che... Si è spento? Adesso funziona? Dai qua. Non sapevo. Questo è il bello della diretta, mica siamo in differita. Diciamo, torniamo quindi al canto a tenore di Orosei con una formazione che in parte si è anche rinnovata, no? Si è rivestita di qualche nuovo componente, però la bellezza resta intatta. Un nome che riporta direttamente, fedelmente al nome stesso del tenore, perché loro si chiamano Sos Tenores di Orosei. Francesco, buonasera. Una delle travi portanti di questo antichissimo canto di Orosei, che nasce dal profondo dell'anima, colpisce il cuore e naturalmente poi crea quella sua giusta suggestione ed anche emozione. Sos Tenores. A su primo spuntare de su dia, quando su mare resta più sereno, quando su risignolo rierie, allegro cantati in su di tua meno.
su primo istuntare de su die, quando su mare sta prun sereno. Quando rie, allegro cantat in solitu ameno. Fiores de campana pur gustosa, chi bona de narciso dai narciso. Chi canto e rosa, non più rosa, si non piscina in delicato viso. Fiores de campana, che buona si non persina in delicato
fiores de campana purgustosa, qui bona de narcís, horta i narcisos. Aquí canto e rosa, non pi rosa, si non piscina in delicato viso. Pensate a una cosa. Sì, eccolo qua.